Cari amiche e cari amici della Tenna TV, ben ritrovati, siamo in collegamento da Udine per una puntata speciale di Penna Nera interamente dedicata alla 94esima adunata nazionale degli alpini. Le penne nere stanno invadendo la città di Udine e noi siamo qui appunto per farvi sentire le voci degli alpini di Vittorio Veneto e non solo. Buona visione! Adunata nazionale a Udine, come sta andando? Molto bene, adunata bagnata, adunata fortunata. Bello, tanta gente, molto di più di quello che mi aspettavo date le condizioni meteorologiche, però un bel clima, proprio bello, divertente. La sezione di Vittorio Veneto sta arrivando e sarà presente in gran numero. Saremo presenti in gran numero, io non ho i numeri, però ho visto tanta gente, tanti colleghi, tanti amici, nel nostro reparto salmerie, il clima prima della partenza era molto caldo e quindi promette bene. Beh, sta andando molto bene direi, soprattutto oggi la pioggia ci ha dato un minimo di tregua e sinceramente la città ha risposto alla grande, c'è veramente una folla incredibile dappertutto. In questi giorni c'è stato un crescendo di alpini che così hanno fatto il loro arrivo qui in città, tante le manifestazioni. La città come sta accogliendo gli alpini? Beh, Udine è Udine, quindi qui il profumo alpino si sente già da settimane, l'imbandieramento della città, l'accoglienza della gente è una cosa incredibile, quindi grandi soddisfazione per la città, grande soddisfazione per noi che ci siamo. È il posto giusto per l'adunata, Udine è molto calda, tanta gente anche non alpina che frequenta, che partecipa, che si diverte, quindi il posto giusto per fare l'adunata. Ci apprestiamo a vivere nella giornata di domenica la grande sfilata qui a Udine. Con quali emozioni si apprestano gli alpini di Vittorio Veneto a sfilare? Beh, con l'emozione credo di essere in una città alpina. È una grande soddisfazione per noi, è una grande soddisfazione per tutti essere qui e sinceramente qui si respira uno spirito diverso rispetto ad altre città senza nulla togliere, quindi ci sarà sicuramente tanta emozione domani. C'è un sacco di gente,
La sfilata sarà emozionante, credo. Speriamo che il tempo ci aiuti, ma se anche il tempo non ci aiuterà sarà comunque divertente. Speriamo solo che il pubblico possa partecipare e che quindi il tempo sia come ci meritiamo che sia. Un saluto agli alpini di Vittorio Veneto. Ciao ragazzi, domani facciamoci valere come sempre. Da Paganica a Udine per la Dunata Nazionale degli Alpini. Allora, come stanno andando questi giorni? Ottimamente bene, a prescindere il tempo che è leggermente inclemente, però l'acqua non ferma gli alpini. Ecco, sappiamo che la vostra sezione ha un legame tutto particolare con la sezione di Vittorio Veneto. Certamente sì, il gruppo mio con la sezione di Vittorio siamo gemellati da moltissimi anni, dal 1995. È un amore ormai che noi ci chiamiamo fratelli, il che la dice lunga su tante cose. Alla Dunata degli Alpini immancabili sono i concerti dei cori e anche i cori della sezione di Vittorio Veneto hanno dato sfoggio delle loro abilità. Siamo nella serata del sabato, il coro Coldilana dove ha cantato? Ha cantato alla Chiesa del Sacro Cuore qui in Udine ed è stata veramente una bellissima serata, si è appena conclusa ed è stata una serata piena di emozione, di calore e di sorprese anche. Abbiamo visto una grande partecipazione da parte appunto del pubblico, un grande coinvolgimento anche e l'entusiasmo, gli applausi non sono mancati. No, devo dire di no, anzi, e questo ci fa sempre molto piacere perché comunque cantare nelle sere della Dunata è sempre qualcosa di diverso, non è mai un solito concerto, è sempre uno scambio di emozioni, un parlare della storia maestra di vita, non dobbiamo dimenticarci della storia degli alpini perché ci possono insegnare assolutamente anche a vivere il presente, quindi è veramente un'occasione particolare cantare alla Dunata degli Alpini, sempre.
Com'è stata la dunata di questi giorni, una Udine vestita a festa? È stata per fortuna una dunata bagnata perché finalmente è arrivata la pioggia, gli alpini sono riusciti in questo miracolo e quindi noi siamo stati contenti. Oggi abbiamo vissuto la dunata proprio nel cuore di Udine e gli alpini non si smentiscono mai, insomma, sono veramente un gran corpo e con grandi valori. Domenica 14 maggio la grande adunata di Udine sta avendo inizio. È iniziato lo sfilamento, ma è iniziata anche la pioggia. Siamo in compagnia del presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigni. Allora, come sta andando? Sta andando benissimo secondo le aspettative, tanto tuonò che piove, noi l'abbiamo attesa per tanto tempo, non possiamo certo ora lamentare dell'acqua che è comunque abbondante, sono già al terzo cambio in questi giorni. Ma beh, comunque ci sono tutti i valori alpini, c'è una realtà grossissima questa qua, una città che ci sta ospitando alla grande, siamo in tanti, in tantissimi, ho visto solo cose fatte bene, fatte in ordine e quindi questo è l'importante. Diamo sicuramente un segnale forte di ripresa, un segnale di organizzazione, di efficienza, di efficacia, mettiamo in campo tutte le nostre risorse e sicuramente siamo ancora un esempio per la nostra patria Italia. Abbiamo visto le penne nere invadere pacificamente la città, è ancora presto per dare i numeri, però ieri il colpo d'occhio in città era veramente fantastico. Beh sì, pieno dappertutto, io sono qui da 4 giorni perché ho cominciato a Re di Puglia, poi su a Gemona e quindi questi 3 giorni qua, indubbiamente oggi arriviamo all'apice della presenza e della frequentazione, oggi è il giorno della grande sfilata e credo che tutti siano contenti, soprattutto ho visto anche i pubblici esercizi pieni, al di là della pioggia, ma le strade anche sono affollate. Vengono resi gli onori al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro della Difesa. Io penso che il fatto che qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo, per ricordare quali siano le loro radici,
è la cosa più preziosa che abbiamo. Guardi, oggi è la festa della mamma, ma noi abbiamo sempre un'altra mamma dopo la nostra, che è la patria. Senza questo legame non c'è niente che possiamo fare, e quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima. A suggellare il valore di questa manifestazione e così a rinfrancare i valori degli alpini abbiamo visto quest'oggi anche all'inizio, all'apertura della sfilata, Giorgia Meloni fare il suo saluto proprio alle penne nere. Sì, l'ho vista appunto alla sfilata passare in rassegna stamattina. Io ero a fianco del gonfalone della Presidenza nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto col presidente Mario Collet. Abbiamo sfilato ovviamente tra i primi, ho già fatto il percorso intero ed ora sono a ritroso. Ho appena salutato anche il generale Figliolo, che abbiamo avuto come grande ospite al 50° del Bosco delle Penemozze, e insieme con lui il comandante del 7° Reggimento Alpini, il colonnello Carli, col quale abbiamo già preso gli accordi per il prossimo mese per il raduno del raggruppamento, per noi in gergo il Triveneto, dove tra l'altro ci sarà una grossa sorpresa, una bella cerimonia dentro quel Triveneto con la consegna delle ceneri di Iroso al Museo del 7° Alpini, passando attraverso la caserma Salsa d'Angelo dove Iroso è vissuto in servizio. Quindi siete già proiettati, ma tra qualche ora si sfila. Tra qualche ora sfiliamo, prendiamo quel che viene anche col tempo. Siamo pronti, siamo in tanti e quindi vogliamo coronare e portare alla giusta conclusione questa nostra presenza a questa nuova grande adunata, che è il segno davvero di riapertura e pieno e convinto ricominciare. Adunata degli Alpini a Udine, ormai ci siamo. Com'è l'atmosfera che si respira in questa adunata a Udine? È molto bella nonostante il tempo, naturalmente è un peccato, se ci fosse stato il sole forse ci sarebbero stati magari più cittadini, non più alpini, perché gli alpini non vengono fermati dalla pioggia, quindi il numero è stato altissimo anche ieri sera, la festa è stata bella. È molto bella la zona, noi siamo umidissimi dentro e fuori, naturalmente dei buoni alpini, e niente, auguro a tutti un bel divertimento anche se piove. L'emozione è tanta, dai, finalmente siamo arrivati alla domenica, perché come sai io arrivo già il giovedì appunto per assaporare il clima dell'adunata, che è sempre una cosa bellissima, emozionante per vari aspetti, per vedere qualche mostra, per sentire qualche fanfara anche che suona e anche per sentire qualche coro dei nostri. Anche il coro mesulano immancabile all'adunata nazionale di Udine. Siamo con la direttrice Sabrina. Allora, come sta andando? Come è andata questa avventura a Udine? È stata una vera e propria avventura, pioggia a parte, lo spirito alpino c'è e si mantiene forte, quindi noi ci siamo divertiti ugualmente, abbiamo cantato, abbiamo portato avanti il nostro spirito, l'allegria che ci contraddistingue, e oggi siamo qui. Siete pronti per sfilare? Io vi farei fare un canto per esorcizzare un po' il maltempo, la pioggia che ci sta accompagnando da questa mattina. Un canto per esorcizzare? A noi non importa se piove, no? Vai! Non importa se piove o se c'è il temporale, per noi è uguale. Non importa se piove o se c'è il temporale, per noi è uguale. L'emozione è sempre tanta, in ogni caso.
Ormai ci ha fatto un po' il callo perché essendo qua da lunedì pomeriggio mi sono un po' ambientato alla città piovosa purtroppo quest'anno di Udine, però l'emozione di sfilare è sempre tanta, l'emozione di aver sfilato anche col vessillo sezionale è ancora nettamente superiore, è un'emozione unica che invito tutti quanti a provare anche per dare una mano alla nostra sezione. La città come ha accolto gli alpini? Molto bene, soprattutto nei primi giorni in cui c'era meno confusione di questi ultimi 2 giorni, potevi tranquillamente girare, c'erano persone contente di vederti. Io sono accampato vicino a un supermercato e le signore e i signori del supermercato erano felicissimi di vederci e ti hanno fatto tutti gli auguri migliori, anche di un bel tempo ci hanno fatto gli auguri. Sta andando bene, è tanto bagnata, fortunatamente ora Giove Pluvio ha detto che basta, forse basta, e quindi potremmo partire anche asciutti, ma usiamo sempre il condizionale. Comunque, nonostante tutto, la Dunata degli Alpini a Udine ha sempre una sua estrema validità, visto l'accoglienza che abbiamo sempre dal popolo friulano. Udine è la culla dell'alpinità, la culla degli alpini, la culla della brigata Giulia, quindi qui ci sentiamo a casa. E anche tanti cittadini di Udine che magari pensavano di scappare, ho visto, ho parlato con qualcuno di loro anche, hanno detto volevamo andare via ma invece ci avete calamitato. Tantissime emozioni, specialmente bagnate, molto umide, comunque nonostante tutto siamo qui, siamo presenti, ce la godiamo, ce la portiamo fino alla fine, che piova o non piova non è un problema. Coro ANA di Vittorio Veneto non poteva mancare a Udine per la Dunata, so che sono stati dei giorni molto intensi. Sì, come sempre noi sempre presenti, abbiamo fatto un concerto venerdì sera a San Daniele del Friuli col Duomo gremito, più di 400 persone, veramente un abbraccio forte del pubblico. Ieri sera a Udine alla chiesa di San Marco è stato un bellissimo concerto, col finale con tutti e 3 i cori insieme abbiamo cantato e il parroco era entusiasta, insomma clima di adunata nonostante il meteo. Ecco appunto. Cosa provate nello sfilare con qualche goccia di pioggia? Siamo contenti di sfilare, orgogliosi di esserci. Abbiamo superato il test a Pordenone un po' di anni fa e queste volte siamo più equipaggiati, quindi penso che ce la faremo. Senti caraninetta, cosa mi capita? Mi capita. Siamo qui con il sindaco Collet, l'abbiamo vista sfilare e risfilerà anche tra poco con l'associazione Cavalieri di Vittorio Veneto. Quanta l'emozione? Tantissima, perché è la carica più prestigiosa che io possa aver ricevuto. È fatta, la dedico a mio nonno che è stato un cavaliere di Vittorio Veneto, e sfilare sotto questo gonfalone che rappresenta 1.200.000 medaglie d'oro è veramente un'immensa soddisfazione. Lei ha già sfilato tra le ali di folla questa mattina, com'è andata? Diciamo che questa mattina abbiamo sfilato per primi e non è che ci fosse tanta gente, ma adesso ho visto che neanche la pioggia è riuscita a rovinare la festa degli alpini. Gian Antonio Dadré dall'Europa direttamente a Udine per abbracciare gli alpini. Più che dall'Europa, da Vittorio Veneto, assieme al gruppo, assieme al coro, assieme a tutti gli amici, gli alpini, che sono sempre stati a disposizione della città, da sindaco, prima di essere sindaco, dopo e lo saranno sempre. Ecco, i valori degli alpini riempiono il cuore e sicuramente qualche goccia di pioggia non andrà a scalfire l'entusiasmo alpino. Ma le adunate alpine si fanno anche con la pioggia. Siamo qua naturalmente con gli alpini che sono l'esempio per la società, per i nostri giovani,
che dovrebbero imparare proprio dallo spirito degli alpini cosa si fa e cosa si può fare per la propria città e per la propria società. Io dal 2008 che partecipo alle adunate, da Bassano in poi le ho fatte tutte tranne quelle del Covid ovviamente che non si sono fatte. Beh, è un'emozione perché sempre insomma l'adunata annuale degli alpini esprime il massimo, no? Anche lo stare insieme, il fatto di dimostrare che esiste un mondo che è sempre, che c'è ancora, che è a disposizione in modo diverso rispetto a un tempo, ma che è prezioso per tutte le nostre comunità. È la mia seconda adunata, l'anno scorso a Rimini, quest'anno qui a Udine, sotto una pioggia battente, ma non sarà sicuramente questa a fermarci e non vediamo l'ora di sfilare tra poco il nostro momento. E è bello vedere così tante rappresentanze da tutta Italia qui riunite all'insegna del nome degli alpini e del mondo del volontariato. È la seconda che faccio, la prima chiaramente nel 96, a 30 anni del terremoto, quindi quella aveva un valore simbolico ancora molto più elevato rispetto a questa, ma questa è comunque sempre una grande adunata aspettata dai friulani, visto che è ritardata di 2 anni causa appunto la pandemia. Tra poco sfilerete, l'emozione di sfilare sotto il nome di Vittorio Veneto. Il nome Vittorio Veneto è famoso, città della vittoria, poi generalmente nella nostra zona siamo tutti della Giulia, quindi siamo in casa nostra. Quando si viene accolti dalla fiumana di gente, l'emozione c'è sempre e tante volte qualche lacrima magari ci scappa. Come ogni anno, fantastico, ci stiamo impegnando per portare a termine anche questa adunata. Anche il tempo non ci ha aiutato, ma vedrai che quando parte Vittorio spero che venga fuori il sole. Quando si parla della sezione di Vittorio Veneto non si può non nominare il reparto Salmerie. Siamo qui con Gian Antonio Tavian, presenti a Udine per la 94esima adunata nazionale degli alpini. Assolutamente, sempre presenti. In questa terra di alpini noi ci sentiamo a casa. Rimini sicuramente è stata una bella adunata, ma qui si percepiscono i valori alpini in qualsiasi angolo. L'ospitalità friulana è encomiabile, lo hanno dimostrato anche nelle varie tappe di avvicinamento dell'adunata che abbiamo svolto nei giorni precedenti ad oggi. Raccontiamo quindi il vostro percorso di avvicinamento a Udine. Diverse tappe molto interessanti, partiti da Bertiolo dove i muli sono stati scaricati con il camion. Abbiamo avuto l'occasione anche di visitare diverse scuole dove siamo stati accolti dai bambini che erano entusiasti nel vedere non solo gli alpini ma anche questi splendidi animali. Campo Formido è stata l'occasione estremamente interessante. Ricordo che Campo Formido è il ruolo che è storicamente importante per il Trattato di Napoleone, e dove comunque c'è una lunga amicizia del reparto Salmerie con il capogruppo e con anche le autorità, ed è stata anche una tappa fortuita perché nella tappa successiva di avvicinamento verso la stalla di ricovero dei muli c'è stato un acquazzone che ha reso un po' impraticabile il soggiorno degli sconci, e quindi Campo Formido in maniera generosissima ci ha ulteriormente ospitati per un altro giorno e questo ci ha fatto molto piacere. Ci apprestiamo a sfilare, quali le emozioni e soprattutto i muli temono la pioggia? I muli non temono la pioggia, gli alpini non sono solubili in acqua, quindi diciamo che la coppiata è vincente come sempre. Le emozioni sono tante, un po' prevaricano anche per il fatto che siamo un po' stanchi, anche gli animali sono un po' stanchi, ma alla fine sappiamo che quando arriveremo in fondo saremo sicuramente appagati da questa giornata, nonostante il tempo e il clima che al momento non ci dà ancora tregua. Ecco, è impossibile non nominare Iroso. Questa mattina abbiamo visto uno striscione sfilare che fa presagire il fatto che la memoria di Iroso, il nome di Iroso, continui nel tempo. Assolutamente. Questi alpini della sezione di Varese hanno creato questo striscione in cui praticamente la continuità di Iroso, che era un monumento vivente, viene tramandata perlomeno nel nome e nelle emozioni,
e per noi anche nella tradizione alpina di estrema generosità, per il fatto stesso che questi alpini hanno donato un cavallo per l'ipoterapia e Iroso non poteva che essere il nome più adatto. Le emozioni dovrei dire sempre le solite, ma non è vero, perché, e adesso mi commuovo, no, perché ogni volta è rifare la storia, però è sempre una storia nuova, perché i muli ogni volta ci danno impressioni e suggestioni diverse, quindi per uno come me che sono 25 anni che ci vado, è sempre una novità, ecco, da un punto di vista sia di affetto e anche da un punto di vista di accoglienza delle persone. Cambiamo posto, ma l'anima degli alpini si sente comunque e dovunque. E non poteva mancare il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, a Udine insieme agli alpini. Tra poco si sfila, quali le emozioni? Beh, la prima emozione è che la pioggia è cessata, forse sono stato io, non lo so. Grande emozione perché migliaia e migliaia di alpini radunati qua ad Udine, come sono soliti fare nelle loro adunate nazionali, è sempre una meraviglia. È sempre un'allegra compagnia, è sempre una soddisfazione trovare gente così impegnata, non soltanto nelle loro memorie, ma si vede anche un grosso spirito civile che continua ad essere presente e quindi la soddisfazione c'è e il partecipare anche è soddisfacente. Questo è il momento della festa degli alpini, ma ricordiamo l'impegno costante appunto nel corso di tutto il tempo dell'anno nelle nostre comunità, un impegno anche talvolta silenzioso. Molte volte, più delle volte è silenzioso, è un qualcosa che si svolge all'interno dei loro gruppi, sempre connessi anche con l'amministrazione, tant'è che con loro abbiamo anche dei piccoli progetti da portare avanti anche attualmente. Quindi si fa sempre conto sugli alpini.
Vittorio Veneto, che è orgogliosa, non manca mai di sottolineare che lei è la città della vittoria. Lei, antesignana, ha realizzato un sacrario dove custodire le bandiere delle sezioni dei nostri combattenti e reduci, le sezioni dei nostri cavalieri di Vittorio Veneto. Con il suo presidente, con l'orgoglio di portare ben ritto il vessillo sul quale spiccano le onorevoli medaglie, con il consiglio in sede austera e solenne come fosse un pezzo di un reparto d'artiglieria da montagna, la sezione di Vittorio Veneto. Tandura, Pagliarin, sempre presenti, e lo stendardo della città della vittoria con il suo sindaco e con i sindaci dei paesi d'intorno, la Piana Mesulana, la Valle Sana che sale da Follina verso Revine, attraversa Cison e sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti dove ancora alberga lo spirito dei nostri cavalieri di Vittorio Veneto. E oggi con noi il labaro dell'Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto, scortata dal suo presidente. Il labaro dell'Associazione Nazionale dei Combattenti e Reduci di Russia. Le fiamme dei nostri gruppi, saldi, tenaci, ancorati dal rifugio Posa Puner sino alle balze del Cansiglio, sul rifugio che porta il nome della città, passando per Praderadego, il De Luca Sepiner Kofler e ancora finendo al passo di San Boldo, la conclusione della strada dei 100 giorni, dove gli alpini di Tovena, prodighi, ci attendono e ci accolgono. Coro Ana Vittorio Veneto, Col di Lana, il coro del gruppo Alpini di Cozzuolo, uno dei primi cori a riconoscersi nella direzione di una maestra, amata e rispettata come sanno fare gli Alpini d'Italia, come gli Alpini d'Italia rispettano le donne, amata e rispettata. È il coro mesulano, Vittorio Veneto, che canta, che prega e che osanna. Sono i fiori all'occhiello che animano la vita di un territorio non facile, la vita di un territorio la cui complessità è ben conosciuta e ben nota anche alla nostra associazione. Associazione che nei suoi uomini afferma quotidianamente il principio dell'io, il principio del dovere e l'amore verso le cime. Sono parte dei principi dello statuto della nostra associazione, nata nel 1919 per testimoniare la volontà di offrire un concorso solidale ai reduci di guerra. Si è evoluta, è rimasta al passo coi tempi, perché gli alpini
marciano, ma marciano a tempo, e quel tempo è il tempo giusto, il tempo della verità, dell'onestà, dei valori, della bravura, del voi piuttosto che dell'io. E anche qua la memoria e il ricordo. Quei cappelli li hanno portati persone che hanno creduto negli alpini, li hanno portati persone orgogliose di appartenere all'associazione, orgogliose di rappresentare a modo loro la storia del loro reparto, le glorie e il senso di appartenenza che cementa e unifica le compagnie, i battaglioni, i reggimenti. E come non accogliere con un grande applauso lo storico reparto Salmerie della sezione di Vittorio Veneto, unico, inimitabile, generoso, pronto, disponibile, diciamo pure anche qualche volta vanitoso, il reparto Salmerie della sezione di Vittorio. È vero, non abbiamo più la Fina, non c'è l'Aio, non c'è il Roso, ma ci sono questi begli esemplari accuditi e curati, tenuti come reliquie per ricordarci quali sono le fatiche della vita d'armi, per ricordarci qual è stata la fatica a cargar montagna dei nostri veci, dei nostri alpini e dei nostri artiglieri.
Presidente, si è conclusa da pochissimi istanti la grande sfilata per quello che riguarda la sezione di Vittorio Veneto a Udine. Il tempo ci ha graziato, allora com'è andata? Sì, benissimo, perché sono riuscito ad asciugare tutta l'acqua della giornata attraverso questa magnifica sfilata, attraverso 2 ali di folla per tutto il percorso, che del resto è anche molto lungo in mezzo a questa città alpina. Siamo pienamente soddisfatti, abbiamo rappresentato anche la nostra storia, la storia della città di Vittorio Veneto, con tutte le nostre componenti, per cui ecco, direi che meglio di così non poteva andare. Menzione speciale per i muli che riscuotono sempre un enorme successo. Sì, dobbiamo anche premettere che dietro a questa presenza c'è tanto lavoro, 365 giorni all'anno, c'è tanto sacrificio, ci vogliono anche risorse economiche adeguate, però ecco, siamo riconosciuti, la gente e tutto il popolo alpino ci dà atto, ecco, che noi siamo riusciti a mantenere viva questa tradizione che è parte della nostra storia. Siamo diventati un reparto di rievocazione dopo la morte di Iroso, l'ultimo mulo alpino, però ecco, abbiamo dato continuità e di questo siamo veramente soddisfatti. Allora, tanto entusiasmo, ma sappiamo che gli alpini stanno già pensando al prossimo appuntamento. Ci siamo vicinissimi ormai, abbiamo il raduno del terzo raggruppamento, per noi in gergo il Triveneto a Belluno, la prossima metà di giugno, dal 16 al 18 saremo presenti e là avremo un altro significativo momento di ricordo di Iroso. Un saluto ai nostri telespettatori della Tenda TV. Ringrazio tutti della loro attenzione e pazienza anche, però ecco, mando un caloroso saluto a casa. Spero si siano goduti questo bel evento, noi li abbiamo pensati da qua.